Buongiorno, benvenuto al nostro ospite di oggi, l'ammiraglio Vincenzo Montanaro, comandante del terzo reparto Pianificazione Politica Marittima. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno a tutti quanti coloro che parteciperanno a questo festival. Ecco, il festival è un festival di geopolitica europea, dunque si analizzano le relazioni, le cooperazioni, le attività, insomma, in un contesto europeo che si affaccia sul Mediterraneo. Ormai da qualche tempo siamo abituati a parlare di Mediterraneo allargato. Che cosa intendiamo e soprattutto qual è la valenza, l'importanza di questo concetto, Miraglio? Sì, allora con Mediterraneo allargato innanzitutto non intendiamo una dimensione geografica, è un concetto geopolitico, è un concetto geostrategico in cui risiedono i principali interessi nazionali. Ovviamente deriva da uno stretching geografico del Mar Mediterraneo che via via ha ricompreso l'Europa, il Nord Africa, l'area balcanica e caucasica, il Medio Oriente, il Golfo Persico, la fascia centroafricana racchiusa in due versanti oceanici, a cui si è aggiunto ultimamente anche l'Artico, dove lo scioglimento dei ghiacciai ha aperto nuovi scenari. Ora, nel tempo questo concetto ha dimostrato una tendenza verso, direi, un progressivo allargamento della parte geo, cioè territoriale. Pertanto non posso escludere che il suo perimetro possa ampliarsi ulteriormente, pensando ad esempio alla recente attenzione internazionale verso l'Indo-Pacifico. In concreto questo per la Marina Militare cosa significa? Significa essere presenti con le nostre navi, con i mezzi aerei, con i sottomarini, attraverso una presenza prioritaria ma sicuramente non esclusiva in queste aree per tutelare appunto gli interessi nazionali. E l'estensione di questo confine, come può immaginare, è variabile, perché dipende dalle esigenze del sistema paese. Lei sa, l'Italia è un paese dall'economia in prevalenza di trasformazione, basata quindi sul trasferimento dei prodotti, la maggior parte dei quali viene via mare. Ricordo che il Made in Italy esportato nel 2019 ha garantito circa il 32% del PIL. Quindi questo significa che gli interessi economici italiani, coniugati alla ricerca di risorse, portano molte attività nazionali ad essere presenti a vario titolo in questa area, seppur non geograficamente identificata. E quale diretta conseguenza, e anche per motivazioni ovviamente di carattere geostrategico, il comparto difesa e la Marina in particolare assicurano una presenza, quale direi strumento del paese qualificato ed abilitante alle attività poste in essere dai vari stakeholder nazionali. Per quanto riguarda la Marina, questa presenza è indirizzata ovviamente nel dominio marittimo verso attività di sicurezza marittima, in particolare verso la libertà delle linee di traffico mercantili, nonché verso la cooperazione internazionale e le forme di diplomazia navale tipiche della nostra forza armata ed infine al supporto all'industria nazionale. Tutto questo però mi consente, fermo restando che, e ora torniamo nella dimensione geografica, il Mar Mediterraneo, come peraltro ribadito dal Ministro della Difesa, è oggetto di un evidente cambiamento negli ultimi anni e quindi richiede comunque una presenza rafforzata, una presenza che sia visibile, che sia percepita come fattore di stabilità, un compito sempre assolto dalla Marina sul quale ovviamente continueremo a lavorare. Non dimentichiamo che il Mar Mediterraneo vede transitare circa il 20% del traffico marittimo mondiale, il 65% dei flussi energetici che vanno verso l'Europa, per non parlare di cavi sottomarini che trasferiscono milioni e milioni di flussi di comunicazioni e di dati. Certo, ammiraglio, lei ha parlato della presenza della Marina italiana e naturalmente appunto di un discorso, se possiamo riallacciarci all'ambito della maritime security, no? Tra le operazioni ci sono quelle di sicurezza nazionale, internazionale, lei ne faceva riferimento, e c'è anche l'antipirateria. L'Italia quanti uomini e mezzi impegna in questo ambito e com'è la collaborazione a livello europeo? Allora, guardi, proprio in questo momento le fregate Carabinieri e Rizzo sono entrambe impegnate in attività di antipirateria, rispettivamente una nel Golfo di Aden, cioè in Oceano Indiano, e l'altra nel Golfo di Guinea, in Oceano Atlantico, in operazioni che ci vedono impegnati su ogni versante per circa 8 mesi l'anno. Se vuole un dato, al momento abbiamo 375 donne e uomini che stanno partecipando esclusivamente all'attività di antipirateria. Ora, in Corno d'Africa il carabiniere è impegnato nel dispositivo dell'Unione Europea Atalanta, in cui il fenomeno della pirateria, diciamo che appare sotto controllo, ma non è ancora completamente debellato. Oggi invece desta fonte di preoccupazione per la comunità internazionale la crescita del fenomeno invece nel Golfo di Guinea. Qui
In quell'area il degrado securitario è tale che, le immagini, a fine 2020 l'International Maritime Bureau ha classificato quell'area quale principale hotspot della pirateria mondiale, a causa della significativa espansione del fenomeno. Le ricordo che nel 2020 c'è stato un 40% di attacchi e incidenti in più rispetto all'anno precedente. Ora, come puoi immaginare, queste sono situazioni che in generale, in maniera olistica, allarmano la nostra armatoria, allarmano i nostri operatori marittimi, e quindi hanno portato il governo ad autorizzare l'operazione Gabinia, un'operazione che la Marina conduce dal marzo del 2020 con la presenza di una fregata e 2 elicotteri in quest'area. Operazione che ha portato per il momento a già sventare 4 attacchi pirata condotti nei confronti di mercantile e anche alla partecipazione a un'operazione antidroga in supporto ad un'unità militare francese che ha portato al sequestro di 6 tonnellate di cocaina. In aggiunta le dico che l'Unione Europea si sta muovendo perché in quest'area ha recentemente avviato l'iniziativa cosiddetta di Coordinated Maritime Presence per coordinare le azioni di assetti militari di Stati membri che ad oggi, oltre l'Italia, comprendono la Francia, la Spagna e il Portogallo. Queste sono operazioni che nascono fondamentalmente dal combinato disposto di una politica, diciamo, securitaria comune, nonché da una strategia di sicurezza marittima che vede, come peraltro ribadito dall'alto rappresentante Borrell, la dimensione marittima di grandissima rilevanza nello scenario globale. Mi consenta però di specificare una cosa, che ovviamente il focus della Marina non si limita alla sola pirateria, perché complessivamente in questo momento noi abbiamo 2500 donne e uomini in mare su 20 unità navali, proprio per assicurare attività di sicurezza marittima nel Mediterraneo allargato a cui facevamo riferimento precedentemente. Lei consideri che oltre alle 2 aree che le ho citato, Oceano Indiano e Oceano Atlantico, noi siamo presenti nel Mediterraneo centrale, siamo presenti nel Mediterraneo orientale con attività sia nazionale che NATO, siamo presenti in Egitto, nel Sinai, lo saremo a partire dal secondo semestre nello Stretto di Hormuz, sempre in attività di coalizione europea, e evidentemente l'estate saremo presenti anche in Artico per lo svolgimento di campagne scientifiche. Certo, lei accennava appunto a una serie di dinamiche che possono essere fonte ovviamente di tensione, no? Se parliamo dell'antipirateria, un'altra fonte di tensione recente è stata anche quella che ha a che fare con le zone economiche esclusive, che interessano insomma un po' di partner europei. Di che fenomeno stiamo parlando? Insomma, come lo possiamo inquadrare? Direi un fenomeno complesso. C'è da fare una premessa. Qui, a differenza rispetto al passato, gli interessi nazionali marittimi sono accessibili in spazi, direi che ormai restano liberi, ma sono sempre più ridotti. Se riguarda il Mediterraneo, oggi solo il 29% del Mediterraneo è libero da qualsiasi forma di disputa o di pretesa da parte dei 21 stati costieri che si affacciano su questo mare. Questo è chiaro che ha visto un incremento significativo della competizione degli stati. Siamo ormai in un regime di enduring competition tra gli stati per l'accesso alle risorse marine e al loro sfruttamento, cosa che in maniera ovviamente diretta mette a rischio i comparti per noi strategici, per cui per esempio le coltivazioni energetiche offshore oppure la pesca. Noi stiamo assistendo a vere e proprie politiche di, si dice, territorializzazione dell'alto mare, no? E appropriazione degli spazi marittimi da parte di questi paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ed è chiaro che questo tipo di comportamenti genera delle risposte da parte di ogni paese, risposte che possono essere declinate attraverso azioni di carattere politico, di carattere diplomatico ovviamente, ma che non possono escludere ovviamente il supporto, il coinvolgimento militare, che nella fattispecie, parliamo di dominio marittimo, sarebbe garantito in primo luogo dalla Marina Militare. Ecco, questo è proprio il quadro all'interno del quale si inserisce anche l'avvio dell'iter parlamentare del disegno di legge per introdurre nel nostro ordinamento una zona economica esclusiva, la cui istituzione ovviamente non potrà che implicare un efficace coordinamento delle attività a livello nazionale, questo, di tutte quelle amministrazioni che a vario titolo insistono sul dominio marittimo, si interessano di questioni marittime, un ambito nel quale la Marina non potrà che svolgere un ruolo direi fondamentale, grazie alle spiccate capacità di comando e controllo e gestione dello spazio marittimo di cui dispone. Tenga presente peraltro che parliamo di specifiche responsabilità che per legge
ricadono al Capo di Stato Maggiore della Marina, in generale sulla Forza Armata. Abbiamo una legge del 2010, il decreto 66, che è il codice di ordinamento militare, che espressamente negli articoli 111 e 115 attribuisce al vertice della Forza Armata i compiti di vigilanza in alto mare, i compiti di controllo dell'uso legittimo degli spazi marittimi da parte del naviglio mercantile nazionale, inclusa la flotta peschereccia, e prevede in ambito dicasteriale il supporto che la Marina e quindi la Difesa forniscono ad altri dicasteri della prevenzione e nel contrasto del traffico via mare, sia dei migranti sia di attività illecite. E non da ultimo, mi consente, anche la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine. È un'altra tematica importante. Invece Certo. qui il presente, se volessimo dare uno sguardo al futuro, perché anche uno dei nostri obiettivi del festival, insomma, cercare di immaginare, se pensiamo all'aeronautica, immaginiamo al futuro che è un po' anche presente come strumenti a livello di droni, l'esercito probabilmente, le armi laser, la Marina su quali strumenti potrà contare a livello nazionale e internazionale? Beh, diciamo che la Marina, atteso il quadro geostrategico o geopolitico, la Marina del futuro sicuramente sarà orientata verso una spiccata forma di tecnologia, ma direi con dei cuori pulsanti che continuano a operare sulle nostre unità navali, sui nostri assetti. Questo me lo consenta, perché l'elemento umano diventa comunque risorsa centrale di una forza armata. È una Marina che deve riuscire a essere veramente flessibile, versatile, che deve garantire stabilità, che deve essere in grado di inserirsi all'interno di cooperazioni bilaterali o multilaterali all'interno delle alleanze, ma che deve essere anche in grado in forma autonoma di tutelare laddove è necessario, senza dei limiti di carattere geografico, gli interessi nazionali. Va da sé che la tecnologia va seguita, perché le forme di minaccia presenti a vario titolo nel Mediterraneo allargato o comunque su scala globale stanno ovviamente incrementando in maniera significativa, il che significa avere una marina che abbia una connotazione expedition, cioè in grado di poter operare laddove è necessario il paese, che si basa fondamentalmente, si baserà, seppur con strumentazioni differenti, su un gruppo portaerei, sicuramente su una capacità anfibia e su una capacità sottomarine. Tutte e tre comunque coniugate e coordinate con uno sviluppo armonico dei cosiddetti mezzi in supporto, costituiti da cacciatorpedinieri e unità diciamo di scorta, unità specialistiche in campo cacciamine, in campo idrografico. Tenga presente che questo tipo di enabler dovrà anche andare a garantire la difesa da minacce di tipo balistico o fondamentale, nonché la capacità di operare anche in ambiente cyber, atteso a quello che è la connotazione della minaccia presente. E non da ultimo mi consenta anche una proiezione, una partecipazione a tutte quelle attività che sono afferenti allo spazio, la cosiddetta quinta dimensione, nella quale la Marina è sicuramente interessata e si sente parte di un comparto interforze che svilupperà diciamo, le proprie capacità in questo dominio, anche attraverso la partecipazione e l'impiego di navi Garibaldi al progetto Simona, che prevede l'impiego di questa piattaforma navale ipoteticamente dal 2024 in poi per lancio di piccoli satelliti. Grazie Miraglio per questi preziosi spunti di riflessione e grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a lei, una buona giornata e buon lavoro.